3, 2, 1. Ufficialmente il Porcavacca a Cani di Po, grazie al sindaco, a Katia, a Luca e Ilaria che vorrebbe ancora. Con Katia all'inaugurazione di questo bellissimo negozio, macelleria e non solo, a Taglio di Po. Porcavacca, o sbaglio, è il nome giusto? Esatto, Porcavacca, una macelleria con degustazioni delle nostre carni. E io sono una delle titolari, perché poi abbiamo Ilaria e Luca. Ilaria è mia figlia e Luca il marito di Ilaria. Noi tre abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, questo bellissimo progetto dove noi crediamo molto, e la macelleria dove ci saranno prodotti di qualità. E poi in un secondo tempo, perché per problemi tecnici non siamo riusciti a completare, ma ci sarà un piccolo ristorantino sopra dove si potrà appunto degustare queste magnifiche carni. Dal martedì al sabato, tutti i giorni a macelleria dalla mattina al pomeriggio, mentre il ristorante sarà chiuso, sarà aperto solo la sera e chiuso la domenica e lunedì.